oltre che a premere i bottoni. E qui ci ricongiungiamo con Vinicio De Bortoli, perché una delle sue invenzioni e cavalli di battaglia è il dispositivo di interfaccia cervello-computer, un dispositivo non invasivo che converte gli impulsi cerebrali in impulsi elettrici e che possono essere inviati per programmare un computer per effettuare dei comandi, anche per effettuare riconvertiti in parole, in linguaggio, eccetera. Ma soprattutto la cosa importante è che l'interfaccia cerebrale, per essere azionata, necessita di concentrazione. La persona deve imparare a concentrarsi. È stato messo in commercio un dispositivo ludico che si chiama Mintball, che contiene alcune delle funzioni di base del dispositivo ideato da Vinicio De Bortoli, che però è un po' più complicato. Attualmente ci sono molti dispositivi sia in ambito militare che in ambito civile come ausilio per le persone diversamente abili, che si basano su questo principio, che è possibile convertire le onde cerebrali in impulsi elettrici. E la sedia di Montauk conteneva anche un dispositivo di interfaccia fra il pilota, il crononauta e il macchinario, che deriva da un dispositivo che era stato fatto da Nikola Tesla per essere azionato dal pensiero di una persona. Era ancora negli anni 30, sia pure con un'elettronica molto più primitiva, però già Nikola Tesla aveva progettato questa interfaccia. E quindi arriviamo al punto congiungersi con l'inizio che avevamo visto, l'opera di Vinicio De Bortoli. Quindi abbiamo fatto una carrellata di quelle che a mio avviso sono le invenzioni di Nikola Tesla più rilevanti, diciamo, ma non le uniche, e che hanno anche, come abbiamo visto, dei punti di contatto con l'ufologia, in quanto vengono utilizzate anche da alcune razze extraterrestri. Naturalmente non bisogna cadere nella tentazione estremista di dire che gli UFO sono tutti terrestri, siccome Nikola Tesla era capace di farli, allora li hanno fatti tutti quelli che vediamo sono stati fatti dalle potenze terrestri. Non è così, perché chiaramente il fatto che ci siano dei gruppi di potere che li hanno fatti costruiti sulla Terra non significa che non possono costruirli sugli altri pianeti e che dagli altri pianeti possono venire fino a noi, perché come abbiamo visto lo spazio e la velocità della luce non sono dei limiti, in quanto già con la tecnologia del 1943 sono stati in grado di bucare il continuo spazio-temporale, quindi è possibilissimo che una razza extraterrestre o anche noi adesso arriviamo al sistema per traslarci in un altro punto nello spazio, anche se distante centinaia o migliaia di anni luce. Non è impossibile per chi conosce il sistema adeguato. A questo punto io ho completato la prima parte, volevo sentire se ci sono delle domande a questo punto. Non ci sono nessune. Prego. Tu mi hai parlato di sistemi wifi che ormai saranno sommersi praticamente, no? C'è il sistema secondo te per proteggersi da queste onde? Sì.